Sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni gravissime e rapina la coppia padovana che la sera del 30 settembre 2020 aggredì l'avvocato ed ex senatore di Forza Italia Piero Longo. L'aggressione era avvenuta nell'androne del palazzo a pochi passi dal centro di Padova dove vive il penalista. È stata invece assolta la terza persona che si trovava con loro, una 31enne padovana, figlia di un'ex compagna dell'avvocato. Per lei il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni, ma al termine dell'udienza preliminare la giovane è stata assolta. Silvia Maran, commercialista, e il compagno Luca Zanone, elettricista, invece, secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Padova, la sera dell'aggressione avevano picchiato l'avvocato che da anni conosceva la loro amica 31enne. La discussione si era tramutata in violenza, l'avvocato, colpito al volto, si era difeso sparando in aria con la sua pistola, legalmente detenuta. I colpi si erano conficcati nelle pareti dell'androne condominiale. Nella colluttazione la coppia aveva strappato di mano l'arma e poi si erano allontanati con la pistola, chiamando loro stessi la polizia per denunciare quanto accaduto. Da qui l'inserimento nel capo di imputazione anche del porto d'arma in luogo pubblico. La giovane donna assolta invece era rimasta sempre fuori dal condominio senza mai intervenire. Il processo nei confronti della coppia inizierà il 22 settembre prossimo.